Scotolamo, 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 scotola, scotola! Tutti dicevano tale che bello, ora che sono cresciuto, non numero una mano d'aiuto, ti parlano del mondo e ti contano che bello è tonno, ma saccio che per leggi di natura non si nasce con la stessa misura. C'è un nasce brutto, c'è un nasce longo e corto, c'è un nasce ricco e un nasce scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Quando siamo da sto mondo, a contarle quasi mi confondo, c'è cusciala mai finire, c'è cu piange, c'è cu rire, e c'è cu un po' mangiare, e cu faccia un po' tu io una spesa, poi c'è cu nasce nuro, mentre c'è cu nasce già con la camisa, misa, misa, misa. C'è cu nasce bianco, c'è cu nasce scuro, c'è quel compagnia e cu nasce solo, c'è quel generoso e cu nasce avaro, c'è cu nasce pupo e pupo paro. Se qua bannia, c'è qua carta e cutalia, c'è qua suona e c'è qua canta, e qua batta sempre la 70, e c'è qua parla troppo spesso e fa finta che non ci senti, e c'è sempre qua cala in sa testa che se non capisci niente, niente. C'è cu nasce bello, c'è cu nasce brutto, c'è cu nasce longo e cu corto, c'è cu nasce ricco e cu nasce scarso, e c'è quasi sempre mano lasso. Ciao, grazie! Un attimo, non ve ne andate? Abbiamo fatto qualcosa di sbagliato? Eh sì, Sì. un pochettino. Tipo? Non so, voglio sapere questi capelli qua. Ah, colpo di scirocco, visto, tutto un capollato. Dove è stato questo scirocco? Da parte di Castellammare del Golfo. Ah sì? Sì. Ho capito. Allora, desideravo sapere di chi è stata l'idea e perché avete voi riadattato i classici della tradizione siciliana. Allora, noi abbiamo un trascorso in un gruppo folcloristico, quindi la passione per la musica siciliana, e lo possiamo vedere anche subito. Sì. Si può avere un po' di luce in sala? Sala. Va bene, grazie. Quanti di voi hanno un CD di musica siciliana in macchina? Non hanno neanche le macchine, hai visto? No? Quindi, e questa è la dimostrazione che siamo siciliani.
E allora il nostro sì è un progetto un po' folle, se vogliamo, Sì. ma l'idea è quella di fare conoscere ai siciliani le canzoni siciliane. E quindi, ripeto, siamo stati, come dire, contagiati proprio perché siamo stati, come dire, avvicinati ad un gruppo folcloristico, da là è nata la passione per le canzoni tradizionali e popolari siciliane. Poi a distanza di anni, dopo diverse esperienze musicali, abbiamo detto: ma perché dobbiamo cantare le canzoni degli altri? Cantiamo le canzoni latine, le canzoni napoletane, le canzoni straniere, e non cantiamo quelle che sono poi le nostre canzoni. Giusto. E allora, anche se potete farlo, grazie, e anche se con un po' di timore appunto iniziale, abbiamo racchiuso questo in un primo CD. Questo ci ha dato poi forza, perché ci sono state tante storie vicino a questo CD, e ci ha dato appunto forza per continuare, e poi ne abbiamo racchiuso anche un altro che prende appunto il titolo di Sicilia Incantata. Un'idea che è nata comune, comunque è stato lui che mi ha avvicinato alla musica folcloristica. È stato lui a convincermi a fare la musica. È stato lui che? Lui Tuo fratello? È mio fratello. Sì, sì, siamo fratelli dalla nascita, e sono cose che Non sembra, ci conosce il ricco, E ci conosce- ma ci ci conosce conosce l'uomo. l'uomo e ci conosce corto. Vabbè, Grazie, buonanotte. Un altro applauso, Calandra e Calandra.